Amici all'ascolto, un cordiale buonasera da Roy Lepore dalla Pala Barsacchi di Viareggio, dove è in programma per il campionato di hockey su pista di Serie 1, 23esima giornata, l'incontro tra il 100 giovani calciatori in maglia bianconera già sceso in pista e sottoposto alla foto di rito da parte dei fotografi, con il pubblico del Pala Barsacchi festoso che ha accolto l'ingresso in pista dei giocatori di Mirko De Gerone. C'è stato un anticipo venerdì sera con il Monza che ha vinto di misura con il Giovinazzo per 3-2. Prossimi due avversari del 100 giovani calciatori, proprio il Giovinazzo ospiterà mercoledì sera nel recupero del campionato proprio la formazione del centro giovani, mentre sabato prossimo qua al Pala Barsacchi arriverà la compagine Brianzola del Monza. Ma le altre partite in programma, che sono iniziate alle 20:45, mentre invece questa qua di Viareggio avrà inizio alle ore 21, sono Novara Hockey Forte, Grosseto Breganze, Valdagno Follonica, 100 giovani calciatori Lodi come detto alle 21, Bassano Sarzana alle 18 si è giocato, mentre Castiglione Trissino, anche questa alle 18 si gioca il 22, ossia domenica pomeriggio, queste due gare. La classifica vede il Bassano in testa con 57 punti, seguito a 56 dal Trissino, il 100 giovani calciatori a 47, Valdagno 45, Lodi 43, Monza 42, Grosseto 31, Follonica 28, Sarzana 25, Hockey Forte 18, Azzurra Novara 17, Giovinazzo 14, Castiglione 10, Hockey Breganze 6 punti. CDC, Hockey Sarzana e Castiglione hanno una partita in meno, Monza una partita in più. Intanto è sceso in pista anche il Lodi con la maglia giallo-rossa. Ci sono 100 tifosi, almeno 100 erano stati i biglietti consentiti di essere acquistati da parte della compagine lodigiana e hanno preso posto come sempre nella tribunetta lato mare del Pala Barsacchi. I marcatori del campionato sono Alvarino capocannoniere con 39 reti, seguito da Onorio del Valdagno con 37, Francesco Banini del Follonica con 28, Riba del Bassano e Mendez del Trissino sono a quota 27. I marcatori del 100 giovani calciatori: Federico Ambrosio 25, Romeo Danna 12, Eric Tornere, Samuele Muglia 11, Elia Cinquini 8 reti, Luca Lombardi 7, Liam Rosi 4, Francesco Poletti 1 rete. Marcatori nel Lodi sono Andrea Borgo 23 reti, Francesco Compagno 19, Davide Nadini 18, Alex Borregan 11, Morgan Antonini 10 reti, Lorenzo Giovannetti 6, Giovanni Monticelli 1 rete. Intanto le formazioni delle squadre: il Lodi schiera con il numero 87 l'ex di turno Leonardo Barozzi, con il 63 Morgan Antonioni, ex Forte dei Marmi capitano, Lorenzo Giovannetti, anche lui ex Forte dei Marmi, con il numero 4, con il numero 5 Alessandro Faccin, con il numero 6 Andrea Borgo, anche lui ex Forte, con il numero 13 Francesco Zanelli, con il 44 Davide Nadini, con il 59 Alex Borregan, con il 77 Francesco Compagno, anche lui ex Forte dei Marmi, con il 49 Riccardo Porchera, allenatore Pierluigi Bresciani, 6 anni a Lodi, rinnovato il contratto per altri 3.
anche lui ex Forte dei Marmi, è di Forte dei Marmi, quindi Gigio è arrivato al punto, poi allena l'Under 19, quindi meritatamente la sua carriera è stata onorata da questi risultati importanti. Il centro giovani calciatori schiera con il numero 17 Pablo Gomez, con il numero 1 Luca Lombardi, con il numero 5 Federico Ambrosio, ex di turno con la maglia dell'Odi, ha realizzato 153 gol, poi 7 con il numero 7 Liam Rosi, con il 9 Samuele Muglia, con il numero 11 Romeo Danna, anche lui ex, con il numero 26 Elia Cinquini, anche lui altro ex, con il 12 Francesco Poletti, con il 99 Enrico Tornera, anche lui ex, e poi abbiamo con il numero 40 Filippo Poletti, allenatore Mirko De Gelone. Gli arbitri sono Alessandro Eccelsi di Novara e Andrea Davoli di Correggio, ausiliario Massimo Cardelli di Viareggio. Daniele Maffei, speaker del Pala Barzanchi, ha letto le formazioni e ora prenderà poi posizione accanto a noi nella postazione centrale qua al Pala Barzanchi per l'inizio, come detto, di questa partita estremamente importante. Il centro giovani calciatori è terzo in classifica e vorrebbe chiaramente rimanerci per disputare poi i playoff con una serie importante dove poi ci sarebbe la possibilità chiaramente di sfruttare, tra virgolette, il Pala Barzanchi. Tanto le squadre sono già schierate, pronte per poter iniziare la partita. Leonardo Barozzi, anche lui dopo essere cresciuto nel centro giovani calciatori della Parentesi a Follonica e ora a Lodi, giocatore di assicura affidabilità, il portierone, anche lui nello staff tecnico della nazionale azzurra. A Lodi allena poi, oltre ai portieri, intanto parte la partita con subito alla conclusione da lontano Francesco Compagno. Lui non è nuovo a queste conclusioni, anche lui ha avuto il rinnovamento del contratto da parte della formazione lodigiana, che ha già messo dei punti fermi anche per la prossima stagione. Intanto il centro riviene in avanti subito con Ambrosio che va al tiro, smanaccia proprio Leonardo Barozzi, neutralizzando questa conclusione che aveva effettuato in diagonale il giocatore del centro giovani calciatori. Pallina che viene ora con l'ingaggio a 2, lavorata dai giocatori del Lodi. Mantiene il possesso di palla Andrea Borgo, giovane cresciuto molto proprio anche a Forte dei Marmi, ha avuto un momento chiaramente di maturazione con Mirko De Gelone e ora nel Lodi è uno di questi giovani chiaramente che fanno parte della squadra, ma ormai è maturo e il suo rendimento in campionato si è visto già in tantissime opportunità. La formazione del Lodi, vedete che all'iniziativa cerca di venire in avanti proprio con Borgo, laterale per il capitano che è Morgan Antonioni. Sono andati via giovani da Forte dei Marmi, sia lui che Giovannetti, e ora hanno trovato, intanto va giù con il fallo di Ambrosio proprio un giocatore del Borgo che è andato giù. Sono 2 falli di squadra già per il centro giovani calciatori e 0 per il Lodi. Intanto ci ha raggiunto in postazione anche Daniele Maffei, che oggi ha fatto il super lavoro anche
allo Stadio di Pini in occasione della semifinale della 76esima edizione della Viareggio Cup, che si concluderà lunedì pomeriggio con la finalissima allo Stadio di Pini proprio tra la Fiorentina e il Rijeka, e Daniele è speaker ufficiale anche di quella manifestazione. Intanto grande conclusione da parte di Faccin. Il Lodi comunque è squadra che vedete anche nell'organico composta da giocatori di indubbio valore, e quindi va presa con le molle all'andata. Ci fu pareggio in terra lombarda proprio però che per la crescita da parte dei 100 giovani calciatori rispetto agli anni precedenti è stata alzata l'asticella della società bianconera, e ora gioca proprio alla pari con la compagine di Gigio Bresciani. La classifica dice che il centro è avanti, però il Lodi è lì sotto ad insidiare proprio i bianconeri. Chiamiamo subito in causa e facciamo entrare nel vivo della telecronaca anche Daniele. Grazie Roy, buonasera a tutti. Il possesso di pallina per Torner, che trova bene Ambrosio, ancora per Torner là nell'angolo, ancora Torner per Ambrosio, ma recupera il Lodi, che può ripartire con Francesco Compagno qua a sinistra. Ancora lui mette questa pallina al centro, la tocca Gomez, e quindi Antonini, il capitano del Lodi, non può impattare. Morgan Antonini, il capitano del Lodi. Si riparte con Elia Cinquini verso Romeo Danna, capitano bianconero, il numero 11 va fuori da Elia Cinquini, manovra al centro. La conclusione di Cinquini, ci mette la stecca Barozzi senza problemi. Compagno, manovra adesso il Lodi, che è partito molto forte. Compagno fa girare questa pallina, si va da Borgo a destra e poi trova dietro la porta del centro ancora Morgan Antonioni. Si riparte con Cinquini qua a destra, scarica lì per Torner, fuori per Federico Ambrosio, manovra al centro nell'angolo Romeo Danna, fuori per Torner. 21 minuti alla fine della prima frazione, 0-0. Torner laggiù nell'angolo a destra, scarica per Danna, la conclusione sull'esterno della rete. Per un attimo vengono ingannati anche i tifosi, ma anche i giocatori del centro, ma la pallina è sull'esterno della rete. Ancora il centro, pallina a 2, viene recuperata da Antonioni. Morgan Antonioni, capitano del Lodi, per Faccin. Borgo la porta di Gomez, scarica lì ancora per il capitano del Lodi, fuori per Compagno, ancora per Antonioni, ancora questa pallina al centro, non ci arriva Faccin, la recupera Cinquini, può ripartire il centro con Danna, si va da Torner, viene per un attimo disturbato, il possesso è ancora bianconero, bisogna uscire di lì, passano i 5 secondi, pallina persa sulla pressione di Compagno, che ha permesso al Lodi di recuperare questa sfera. Adesso c'è il time out del centro, 0-0, 2 falli di squadra per il centro, come diceva Roy, 0 per la formazione lombarda, che è partita molto forte, ha avuto subito 2 o 3 occasioni pericolose. Il centro però ha tenuto botta molto bene, ha provato a ripartire. Poi fra poco vi aggiorneremo anche con i risultati dalle altre piste. Vedi? Siamo nel time out, intanto finisce il time out, mancano 10 secondi. Vediamo subito se abbiamo degli aggiornamenti dalle altre piste.
Abbiamo Grosseto Breganze 1-1, Valdagno Follonica 3-0, Novara Forte 1-0 e poi Centro Lodi 0-0. Come sapete, Bassano Salzana e Castiglione Trissino si giocano domani. Possesso ancora per il Lombardi, Borgo per Compagno, che va fuori Antonioni, Morgan Antonioni, il capitano 2002, poi la conclusione di Faccin, si salva il centro, Roy. Parte Torner, uno dei tanti ex in pista per il centro giovani calciatori, che porta avanti la pallina. Va giù Elia Cinquini, l'arbitro ha fatto proseguire, intanto c'è poi l'interruzione della manovra con Andrea Davoli di Correggio, che è intervenuto per comandare la ripresa del gioco con un ingaggio a 2 per il centro. Intanto c'è il primo fallo di squadra anche per il Lodi. Tanto si fanno sentire anche i supporters lodigiani, come detto 100 erano i biglietti a loro disposizione. Antonioni, capitano, che alza il capo, viene incontro Compagno, apertura laterale per Borgo, c'è la mancata deviazione da parte del giocatore in maglia numero 5 che è Faccin. In qualche modo il centro si salva, cerca di imbeccare il capitano Danna, Ambrose, è caduto Danna, contropiede del Lodi, la conclusione andata al lato di Compagno, riparte Cinquini, Ambrosio. Tanto siamo a 18 minuti e 56 secondi dalla conclusione del primo tempo, fermo ancora sullo 0-0. Torner dietro la porta di Barozzi, è venuto fuori con Cinquini 1-2 e pallina che non viene colpita piena da parte di Elia. C'è Ambrosio dietro la porta di Barozzi, attaccato, riesce in qualche modo il bomber bianconero a mantenere il possesso della pallina. 25 le reti di Federico Ambrosio, che ora esce ed entra al suo posto Luca Lombardi. Pronto anche Liam Rosi per fare ingresso in pista, gli fa posto il capitano Romeo Danna, quindi già 2 cambi per il CDC. Anche Gigio Bresciani per il Lodi. Tanto controllo difettoso della panchina, della pallina di Lombardi, ne approfitta il nuovo entrato, il Giovannetti, nelle file del Lodi per conquistare la pallina, viene in avanti. 18 intanto minuti da giocare prima della conclusione della prima frazione di gioco. Checco Compagno 1-2 di finte, poi va alla conclusione, si alza sulla traversa della porta difesa da Pablo Gomez. Liam Rosi, eccolo il furetto Luca Lombardi, va a terra intanto Rosi e Morgan Antonioni, i due si sono agganciati. È stato giudicato falloso l'intervento del capitano del Lodi, quindi 2 falli di squadra ciascuno, CDC e Lodi. Liam Rosi, si fa vedere Lombardi e riceve, attacca, va in avanti, potrebbe anche tirare, lo fa, accompagnato, ma trova la mano di Leonardo Barozzi ad alzare la pallina sulla traversa della sua porta. Ancora possesso pallina del centro con Rosi, che sbaglia la mira nell'indirizzare la sfera verso il portiere lodigiano. Ancora il Lodi, capitano Antonioni in possesso di sfera, si va dalla parte opposta da Checco Compagno, che poi trova Borgo, recupera però la pallina Torner, può ripartire il centro, si trova Lombardi, la botta, ancora il centro, Rosi, avanza qua a destra Liam Rosi, cercava un compagno, non lo trova, poi Cinquini colpisce la traversa e si sposta la porta, tutto fermo, così ha deciso il Chelsea, bisogna sistemare la porta. Intanto arriva il time out chiesto da Gigio Bresciani, fuori Faccin ed è entrato Nadini col numero
44, poi 59 Borregan anche in pista, quindi cambia l'assetto anche del quintetto base del Lodi. Barozzi in porta, poi Giovannetti numero 4, Nadini numero 44, Borregan numero 59 e Checco Compagno. Dalla parte opposta Gomez, Lombardi, Rosi, Cinquini e Torner. 0-0, tutto in parità, i falli di squadra sono 2 per parte. Si sta per ripartire in questa sfida al vertice tra due squadre che stanno disputando un'ottima stagione. Il Centro è terzo con 47 punti, il Lodi quinto con 43. Importante per i bianconeri mantenere questa distanza. Compagno nell'angolo, riparte Compagno, poi trova Nadini pressato da Torner. Davide Nadini va fuori, Checco Compagno. Borregan arrivato dal Valdagno, ancora Compagno, si accentra, poi trova in qualche modo Nadini. 16-20, 14 secondi di possesso per il Lodi. Compagno da fuori, Gomez attento, però il possesso è ancora giallo-rosso. Ancora Compagno, Giovannetti, Nadini fuori da Compagno, Giovannetti, Compagno qua a sinistra, Checco Compagno salta Cinquini, scarica per Borregan, ancora Compagno per Giovannetti, questa palla al centro sporcata, poi la recupera in qualche modo il Centro con Torner. Rosi, ripartono i bianconeri, Lombardi, 15-32, 0-0 Lombardi. Rosi qua a destra, Liam Rosi dietro la porta trova Torner. Eric Torner mette questa pallina al centro, non impatta con la sfera. Rosi, può ripartire il Lodi. Compagno cerca di saltare un po' tutti, alla fine non riesce a concludere. Possesso lombardo con Nadini, comunque ancora per Compagno, fermato in qualche modo da Lombardi. Bravo Lombardi, riparte il centro. Rosi, ancora Liam Rosi, una finta, poi torna fuori da Lombardi, si va da Torner, ancora per Lombardi. 30 secondi di possesso in attacco per i bianconeri. Torner, Cinquini, pallina persa, possesso ancora per il Lodi. Intanto è uscito Compagno ed è tornato in pista Antonioni, il capitano, però è tutto fermo perché Gomez deve farsi asciugare la visiera. 14-36, 0-0 in questa sfida della 23esima giornata di Serie 1. Ieri sera l'anticipo con il Monza che ha battuto il Giovinazzo proprio quasi sul filo di sirena per 3-2. Bella la conclusione. Giovannetti per Antonioni, di poco a lato riparte il Centro con Rosi qua a destra, non trova nessuno Nadini. Roy, 14 minuti ancora da giocare nel corso di questo primo tempo, 0-0 che non si sblocca. Antonioni messo nell'angolo da due giocatori della Viareggio, lo pressano e interviene il direttore di gara per la ripresa con ingaggio a favore, vedete, i giocatori erano Antonioni e Torner. Cercano i bianconeri di riconquistarsi la pallina, lo fanno di forza. Ambrosio con una finta, poi perde la sfera Banini, attenzione, ancora lì in possesso dei giallorossi con Giovannetti,
poi Antonioni, Giovannetti ancora, fanno girare, vedete la pallina con Borregan. Antonioni avanza, prova, però ribatte su Ambrosio che non si rende conto che la pallina era lì vicina a lui, se ne accorge Torner che la fa sua, poi la indirizza in avanti per Lombardi. Rosi con l'aiuto della sponda, finta di Torner sull'attacco di Antonioni, ha rischiato di un po' perché se Antonioni gli soffiava la pallina andava tu per tu verso Pablo Gomez. Ancora Torner, non riesce a dare a Lombardi anche perché viene messo giù, c'è però l'intervento dell'arbitro Eccelsi di Novara a comandare intanto il terzo fallo di squadra al Lodi e poi la punizione a favore dei bianconeri. Fanno pressing, vedete i giallorossi. Ora Elia Cinquini tira, respinge Barozzi, poi si distende con la pallina che è in possesso del centro che però non riesce Ambrosio a tirare, lo fa con ancora la risposta positiva di Leonardo Barozzi. Momento favorevole, vedete il centro, ha avuto la possibilità Federico Ambrosio con a tu per tu di Leonardo Barozzi. Ora sono due le palline che fanno davvero la barba al palo, la contrattacco del Lodi, attenzione con Pablo Gomez. Pablo, che ci mette la pezza. Pablo con i piedi dice di no all'attacco lodigiano, dopo che il centro aveva sfiorato 2 volte la rete ha rischiato di subirla. Va debole la conclusione di Federico Ambrosio verso Barozzi. 0-0 ancora a 11 minuti dalla conclusione di questo primo tempo che è piuttosto equilibrato tra le due squadre. Ora corpo a corpo tra Liam Rosi e Giovannetti, il fallo è del Viareggino. 3-3 sono i falli di squadra e sentiamo se arrivano aggiornamenti con Daniele. Sì, dalle altre piste Grosseto Breganze 2-1, Valdagno Follonica 3-1, Novara Forte 2-0. Questi parziali, Roy, risultato pesante, sì, pesante al momento per i rossoblu, sì, che hanno bisogno chiaramente di punti. Questo è uno scontro tra virgolette tra la zona calda della classifica, però la gara è ancora lunga. Certo, in questo momento però il Novara sarebbe davanti, avrebbe scavalcato il Forte, sì, salirebbe a 20 contro i 18 del Forte. Che vediamo se la squadra di Roberto Crudeli riesce ad impennare, avendo un'impennata, e recuperare questo doppio svantaggio. Qua la partita non si sblocca, anche perché insomma da una parte e dall'altra i portieri sono stati bravi quando chiamati in campo. Intanto Samuele Muglia in pista, vediamo se riuscirà con una giocata delle sue a sbloccare il risultato. Tanto si scalda da un bacino alla bimba, probabilmente il bimbo, la bimba in tribuna. È lì pronto ora lui per toccare la pallina, però sembra che siano i giocatori del Lodi, con Davoli pronto a ricomandare la ripresa del gioco. Antonioni, pressing di Lombardi, attacca il Lodi con Giovannetti, si allunga la pallina Antonioni, Nadini, viene in avanti Rosi in fase difensiva, però è stato bravo il giocatore del Lodi a dare a Nadini, che perde la pallina proprio ad opera di Samuele Muglia, che chiama subito in causa Lombardi, avanza però non riesce a trovare la possibilità di tirare perché si erano chiusi davanti a lui, e ora ci prova Lombardi e Rosi qua a destra, fuori per Lombardi. 11 minuti alla fine del primo tempo. Lombardi cercava Muglia, si tuffa Nadini e allontana la sfera, la recupera Elia Cinquini. Liam Rosi verso Samuele Muglia, molto bravo Samu. Ha cercato Lombardi, però ha capito tutto il capitano del Lodi Antonioni. Giovannetti
per i giallorossi, ancora Antonioni verso Giovannetti, poi trova Nadini e viene fuori, trova Borregan qua a sinistra, Giovannetti, Nadini, trova la botta di poco al lato, recupera la sfera Lombardi, va da Samuele Muglia, può ripartire il centro col numero 9 bianconero, che poi trova Lombardi, lì per Cinquini, fuori per Rosi, ancora per Samuele Muglia, Elio Cinquini, Samuele Muglia, scarica là, a sinistra per Rosi che trova Lombardi, fanno girare molto bene pallina ai giocatori di Gerone, ancora il centro, la botta di Cinquini a 9,48, attento un super Barozzi, ma già prima siamo stati pericolosi, abbiamo costruito due azioni pericolose in pochi secondi, siamo dalla parte opposta con Nadini che scarica per Borregan che non inquadra la porta, però recupera la sfera Antonioni disturbato da Muglia, scarica fuori per Giovannetti, fuori per Nadini, avanza Lodi, davvero due azioni in pochissimi secondi costruite dal centro, pericolose. Adesso Giovannetti al lato a 9,13, 4 secondi di possesso per il Lodi, 1-0. Intanto c'è il time out chiesto da Gigio Bresciani, due azioni davvero pericolose per il centro, con questa pallina al centro non è arrivato Rosi, poi la pallina è rimasta lì, la botta di Cinquini ma attentissimo il super Leonardo Barozzi a dire di no. Non è cambiato niente dalle altre piste, anzi sì, il Breganze ha segnato, quindi Grosseto Breganze 3-2, mentre rimangono identici i punteggi sulle altre due piste, Valdagno Follonica 3-1 e Novara Forte De Marmi 2-0. Qua è tutto in parità, 0-0 il risultato, falli di squadra 3 per parte. Si ricomincia, Cinquini, Muglia, Tornè, Rosi in porta Gomez, di là Barozzi, Faccin, Borgo, Compagno e il capitano Morgan Antonioni, numero 63. Possesso per il centro, erano scaduti i 45 secondi di possesso del Lodi, Cinquini per Torner, di qua a destra da Rosi, avanzano i ragazzi di De Gerone, Torner, la botta al lato fortissima, poi arriva prima Muglia, questa pallina si impenna, poi Antonioni si scontra con Torner, tutto regolare, si riparte, Checco Compagno, finta il tiro, il capitano dell'Odi Antonioni trova Compagno, va giù Muglia, tutto regolare, anzi no, c'è il fallo, è il quarto fallo di squadra dell'Odi. Alessandro Eccelsi ha segnalato subito il fallo, poi chiede a tutti di stare zitti perché ha visto tutto lui, giustamente. Torner, si va da Muglia, 8,24, Torner avanza al centro, Torner cerca di saltare due avversari, ci riesce con Compagno, ancora Compagno, il miracolo, gran parata, 8,10 di Gomez. Muglia trova Torner, si alzano i ritmi, Rosi va da Muglia, era dietro la porta, fuori per Torner, 22 secondi di possesso per i bianconeri, bravo Rosi a saltare Borgo là nell'angolo, poi viene raddoppiato da Compagno, non può fare niente, può ripartire il Lodi, Compagno proprio per Borgo, il capocannoniere della squadra di Bresciani, pressato da Rosi, alla fine c'è il fallo di Rosi su Compagno,
si torna in parità anche nei falli, 4 per parte. Faccin sulla sfera, viene raggiunto da Antonioni. Antonioni, Faccin sulla porta del centro, c'è Borgo, scarica lì per Faccin, la conclusione, ancora possesso Lodi, ancora Borgo, ci mette la stecca Gomez, in qualche modo riesce a fermare l'offensiva del Lodi, che però è ancora in possesso di sfera, con Compagno che trova ancora Borgo. Faccin non aggancia bene, però recupera la sfera. Antonioni scarica lì per Borgo, fuori per Checco Compagno, qua a sinistra ancora lui, grande azione di Compagno, attento Gomez, 6:42, riparte il centro con Roy. Muglia ha ricevuto proprio dal compagno di squadra, va al tiro e neutralizzato dal suo vecchio compagno di squadra Leonardo Barozzi. Ora viene fermato in fase offensiva Torner. Antonioni riparte per i suoi, supera il centro della pista, va al tiro, però viene ammortizzato dalla racchetta di Torner, però pallina a Checco Compagno. Ancora Antonioni, Borgo che parte dal dietro, alza la testa per cercare di tirare, però dopo non ha visto che c'era lo spazio. Antonioni è dietro la porta di Pablo Gomez, potrebbe tentare un alza e schiaccia, però poi ci ripensa e lì studia Borgo, riceve dal dietro, il centro si è chiuso molto bene Borgo, vedete che controllato da Torner, mantiene il possesso della pallina, ora viene raddoppiato da Muglia che lo scaraventa a balaustra. Per i direttori di gara è tutto regolare, attenzione perché Borgo è bravo ad agganciare Checco Compagno, sono due furetti, vedete si è spostata intanto la porta di Gomez, già vedete Compagno molto bravo, Gomez, davvero due miracoli, ma questo Checco Compagno che numero che ha fatto, intanto contropiede di Elia Cinquini per il centro, rallenta il ritmo la squadra bianconera, va al tiro con Torner, viene deviata la pallina da parte del numero 5 che è Faccin, ancora Torner per Muglia, il tiro, la smanacciata di Barozzi, attenzione perché viene in avanti il Lodi, ma Checco Compagno al tiro, Gomez con i piedi, bravo, mette giù la pallina, Cinquini avanza il centro, se il centro è andato vicino alla rete, ma anche il Lodi ci è andata con due portieri sugli scudi, attenzione ancora al Lodi che segna Borgo. Grande azione di Antonioni e Borgo gli ha messo un assist al bacio, il capitano del Lodi, e a 4:26 dalla conclusione del primo tempo Andrea Borgo, come diceva Daniele, capocannoniere con 23 reti, va a 24 con questo gol confezionato comunque bene da Antonioni, che gli ha dato l'assist e lui ha realizzato la 24esima rete stagionale per la compagine di Gigio Bresciani, per questo 1-0 a favore del Lodi. Però va detto che in precedenza già si erano avuti dei campanelli di allarme sia per la formazione lodigiana che con Leonardo Barozzi era riuscita a neutralizzare delle conclusioni dei pericoli bianconeri, e dalla parte opposta Pablo Gomez si era opposto in due almeno occasioni grandiose, e qua Antonioni in pratica ha portato fuori i giocatori del Centro Giovani Calciatori dando questa pallina smarcante per Andrea Borgo, che l'ha infilata alle spalle del portierone bianconero. Ora il Centro Giovani Calciatori reagisce, vedete va nell'angolo per cercarsi di recuperare la pallina,
c'è Davoli, uno dei due arbitri, l'altro è Chelsea di Novara, con Massimo Cardelli, arbitro ausiliare al tavolo dei cronometristi di Viareggio, che ha segnato la ripresa del gioco a 2. Il centro perde la pallina sul pressing dei lodigiani. La partita è bella, equilibrata, la differenza la fa questo grande gol di Andrea Borgo. 1-0 per il Lodi. Lodi in avanti, Faccin dietro la porta di Gomez, torna fuori da Borgo che compagno in grande serata. Antonioni, compagno, Borgo, autore della rete del vantaggio del Lodi, ma che parata ha fatto Gomez a 3:32 sulla botta di Faccin. Distinto, portiere bianconero ha detto no. Ancora il Lodi in avanti, Faccin fuori per Borgo, mette sta pallina al centro per Faccin, ancora Gomez a dire di no. Recupera la sfera a Lodi, Antonioni, compagno, fanno girare pallina, sfruttano tutti i 45 secondi, visto anche il vantaggio. Antonioni, compagno, poi gli tocca la stecca Gomez, la pallina esce di pista, non si erano accorti lì per lì i direttori di gara cosa era successo. Gomez con la stecca aveva allontanato la sfera che era uscita di pista. Compagno, la porta di Gomez, ancora lui, bisogna cercare di pulire l'area, ma è ancora il possesso per i giallorossi. Antonioni, compagno, Nadini, compagno, Borgan, avanza compagno, scarica lì per Antonioni, capitano, salta bene Torner, poi scarica per Borregan. C'è un fallo in attacco proprio del capitano del Lodi, falli di squadra. Si riparte, sono 4 per il centro, 5 per il Lodi. 1-0 Lodi, il gol di Borgo. 4:26, questa botta da fuori, poi la pallina è alta, dice Davoli. Quindi anche se viene recuperata da Muglia, il possesso diventa lodigiano. Antonioni, avanza lui, finta il tiro, scarica e Borregan fuori per compagno, ancora compagno, torna di là, Borregan, Nadini, 20 secondi di possesso Lodi, compagno, Borregan, cerca Antonioni che non aggancia ma poi recupera la sfera, fermato per un attimo da Muglia, poi recupera compagno, Borregan da fuori, la pallina ha colpito Danna, vediamo se viene sì, ha fermato tutto giustamente Chelsea per capire cosa è successo a Danna. Esce Muglia, torna in pista Lombardi, si ripartirà molto probabilmente con una pallina in possesso del Lodi, perché era un possesso di sfera, poi il Chelsea ha fermato tutto per vedere come stava Danna. Borregan, la porta di Barozzi, fuori da compagno, si va da Antonioni, ancora per compagno, hanno 28 secondi di possesso, mancano 44 secondi. Compagno viene fermato da Lombardi, poi capisce tutto il capitano lodigiano, ancora loro, la botta di Borregan sull'esterno della rete, riparte Romeo Danna, trova Torner che cercava la giocata per Lombardi, non è riuscita, capito tutto compagno, possesso ancora
per il Lodi va giù Torner, tutto regolare. Borregan, Compagno, manca davvero poco alla fine della prima frazione. Nadini, possesso Lodi, che ha trovato molto bene Borregan. Ancora una volta è bravissimo Gomez a 3 secondi dalla fine a dire di no a Borregan, poi trattiene la sfera, quindi pallina a 2 Ambrosio e Nadini, ma è finito il primo tempo. Eccolo qua, 1-0 per il Lodi, gol di Borgo a 4:26. Roy per l'analisi. Un'analisi partita equilibrata, la differenza l'ha fatta questa grande giocata di Antonioni che si è portato fuori la difesa del Viareggio, che ha avuto poi Borgo pronto per smarcarlo e ha fatto con la sua conclusione questa rete che sta dividendo il vantaggio della partita con il Lodi 1, 100 giovani calciatori 0, linea alla regia.
Stiamo per ripartire per il secondo tempo, il primo tempo 1-0 per il Lodi. Vai Roy. Le squadre stanno facendo ingresso in campo, in pista in questo momento. Vediamo ecco il centro, quello che saprà produrre in questo secondo tempo, se riuscirà o meno a recuperare questa rete di svantaggio che lo divide dalla formazione lodigiana. Il centro 47 punti in classifica, il Lodi 43, però la formazione di Mirko De Gerone deve recuperare mercoledì la partita di Giovinazzo che era stata rinviata la settimana scorsa, e poi sabato prossimo qua riceverà il Monza, quindi un tour de force non indifferente per la squadra pierigina, che partirà alla volta della Puglia martedì mattina in pullman proprio per affrontare la squadra di Pino Marzella, che ha perso proprio di misura nell'anticipo di questa giornata numero 23 con il Monza nella finale di gara 3-2, quindi chiaramente i viareggini troveranno una squadra con il dente avvelenato, con la voglia di rifarsi subito, e quindi massima attenzione, sarà la fatica anche del viaggio. Ma intanto pensiamo a questo secondo tempo con il Lodi che inizia appena Pablo Gomez andrà in porta, con Eccelsi che comanda la ripresa del gioco, con 5 falli di squadra per il Lodi, 4 per i bianconeri, che tornano subito in avanti con Ambrosio. Attenzione, non riesce a tirare pulito, poi ci prova Torner cercando l'angolino basso, ma la conclusione era debole con la racchetta Leonardo Barozzi, cresciuto hockeyisticamente nelle file del Centro Giovani Calciatori, ha respinto la pallina. Ambrosio, ora è chiaro che il centro deve forzare i tempi, si scoprirà magari anche un po', e quindi a maggior ragione la gara può diventare ancora pericolosa. Intanto una pallina è stata deviata ed è arrivata in tribuna. Gli Stewart di servizio stanno recuperandola, la mandano subito in pista. Il capitano Romeo Danna la mette giù insieme con Ambrosio. Il centro ritorna subito in avanti, Elia Cinquini ci prova da fuori, uno dei tantissimi ex di questa contesa, però la respinta di Leo Barozzi, il tiro da fuori di Ambrosio. Ora le conclusioni le prova il centro da lontano, non avendo Gol di Ambrosio! Gol di Ambrosio! 24-02! Eccolo il gol! Bravissimo Danna! Ha battuto all'improvviso! E eccolo il gol per Ambrosio! Eccolo il gol! Rivediamo, rivediamo! 26esimo Ringraziamo gol! ancora una volta i nostri ragazzi. Guarda Danna, subito al volo! Ha battuto velocissimo Danna per Ambrosio, un grande assist. Al 24-02 c'è l'1-1 del Centro Giovani Calciatori, con la 26esima rete da parte del bomber del Centro Giovani Calciatori. E ora, come detto, la squadra ha ritrovato il pareggio. Il gol di Borgo, numero 24 personale del giocatore ex Forte dei Marmi. Ora il pareggio 1-1 da parte di Ambrosio, sempre lì Cecchino, appena gli si è presentata la possibilità ha infilato. Ora perde la pallina il Centro Giovani, attenzione, Gomez bravo su Giovannetti, è riuscito nella forse anche con l'aiuto del palo, insomma, rivedremo. Però fatto sta che ha neutralizzato questa conclusione impeccabile. Come sempre 1-1, quindi si riporta in equilibrio anche il risultato di questa contesa. Ambrosio ha avuto la meglio su Faccin, il tiro, la respinta a 2, gioco bravo fermo. Leonardo, Sì.
Si complimenta con lui anche Federico Ambrosio, una gran botta, che con la maglia del Lodi ha realizzato 153 gol. Il bomber mica poco nel periodo in cui è rimasto lì, quindi chiaramente un bomber assoluto. Federico, arrivato qua al centro giovani calciatori insieme a Torner e all'allenatore Mirko De Gerone e anche il preparatore Ennio Belli da Forte dei Marmi. Ora questa volta è Leo che si è andato ad asciugare il sudore sulla visiera e quindi si ritorna nella condizione di poter riprendere il gioco a 22 minuti e 42 secondi dalla conclusione della gara. 1-1. Torner in possesso di sfera, c'è stata qualcosa che non andava secondo il Chelsea dalla parte opposta, però recupera la sfera Ambrosio, trova molto bene Torner, ma che intelligenza di Danna su quella punizione, è stato bravissimo, ha battuto subito per Ambrosio e poi la conclusione ha sorpreso Barozzi che non aspettava tutta quella velocità dalla squadra bianconera. Antonioni dalla parte opposta, Faccin si va fuori da Checco Compagno, di qua da Giovannetti a destra ancora per il capitano Morgan Antonioni, fuori per Compagno. 1-1, 21:55, ancora è entrato in area Morgan Antonioni, poi va giù, tutto regolare per i direttori di gara che poi comunque fermano il gioco perché Antonioni rimane a terra e vengono subito chiamati i soccorsi da Davoli. Non so se possiamo rivedere, ma per Davoli si rialza, per il Chelsea sì, non c'era niente. Dice qualcosa a Torner, che non segue, gli chiede scusa, ma Antonioni sì, gli fa il pollice su. Tutto regolare, dai, bene così, bene sempre chiarirsi. Vediamo ora Davoli cosa decide. Cerca di far cadere la pallina, molto probabilmente, che poi è rimasta incastrata, eccola là, è ancora nelle reti e poi viene giù. Basta che non prenda. No, è venuta giù, ecco, con la forza. Ne abbiamo recuperato. Abbiamo recuperato la pallina. Senza far male a nessuno. No, Torner può fare anche il baseball. Lancia bene. Davoli parla con i giocatori. Tanto la pallina è tornata giù, ma è uscita di pista, viene recuperata dai giovani tifosi bianconeri che la consegnano ad Ambrosio. Eccoli, pallina recuperata, 21:48, 1-1, falli di squadra, 4 per il centro, 5 per il Lodi. Si può ripartire. Torner bravissimo, restituisce la sfera a Faccin. Giovannetti vedo la porta di Gomez, va fuori, avanza il Lodi, Compagno trova ancora Giovannetti per Faccin, fuori da Compagno che avanza a sinistra, la botta, attento Gomez, poi recupera in qualche modo il centro, riparte il capitano Danna, cerca Ambrosio, non lo trova, capisce tutto la difesa giallorossa. Faccin per Checco Compagno, Giovannetti, Lorenzo Giovannetti, va da Andrea Borgo, poi da Checco Compagno, 25 secondi di possesso per i Lombardi, aveva provato dietro la porta, poi l'alza e schiaccia Compagno, non è riuscito. Borgo, pochi secondi, 10 di possesso per il Lodi. Questa botta da fuori di Giovannetti, ci mette il guantone
Gomez, quindi il tempo riparte. Ancora 45 secondi di possesso per il Lodi, 20 e 24. Checco Compagno trova ancora Lorenzo Giovannetti là nell'angolo, poi si va da Compagno verso Faccin, tiro sporcato dalla difesa bianconera, ma è ancora il Lodi a premere. Giovannetti, Checco Compagno, si va dalla parte opposta e poi la botta, ci mette il guantone Gomez con la pallina che esce di pista. 19:58, 1-1, possesso Lodi con Lorenzo Giovannetti, accanto a lui anche Alessandro Faccin. Borgo, la conclusione, molto attento Gomez, si riparte. Torner dalla parte opposta, viene sporcata per un attimo la sua pallina, poi la recupera, si va da Elia Cinquini, ancora Elia, scarica lì per Danna, ancora Torner, pressato da Giovannetti, lotta Torner, ma poi perde la sfera, riparte il Lodi, la botta e gol! Checco Compagno, anzi no, grande gol. Checco Compagno, 19-24, mette questa pallina sotto l'incrocio dei pali. Compagno, 19-24, 20° gol. Rivediamo un attimo, eccolo qua, la gran botta, Gomez non può far niente, Lodi avanti 2-1. Roy. E qua grande botta, ora il centro chiaramente è chiamato e ora con Danna e con Barozzi giù era arrivato a creare un pericolo subito per la squadra bianconera, che riprende subito pallina. Lombardi ritornato in pista, capitano Danna cerca di farsi vedere Cinquini, ma arriva Lombardi dal dietro, il tiro da lontano, si alza la pallina, però riprende subito Danna. Torner per Cinquini, per Lombardi, attenzione, la conclusione della respinta corta di Barozzi, ancora Lombardi, Torner, finta la conclusione, attenzione però non perdere la pallina, va Danna per metterla in mezzo per Torner, ma capiscono tutti i difensori del Lodi che ritornano in avanti con Giovannetti, attenzione perché stava per dare sfera a Faccin e si poteva creare davvero un pericolo di fronte a Pablo Gomez. Danna, Lombardi che parte sempre dal dietro, vedete, gli fanno spazio i compagni di squadra, ora con due finte, però non trova lo spazio per entrare da Danna, anche lui pressato, costretto al retropassaggio a 17 minuti e 55 secondi dalla conclusione della gara. Liam Rosi, Capitan Danna, 2-1 il punteggio per il Lodi, che ha raddoppiato con Checco Compagno. C'è una nutrita schiera di giocatori Forte Marmini qua, che erano tutti insieme a Forte dei Marmini l'anno d'oro dei risultati importanti dei rossoblù. Borgo, proprio tanto per parlare di uno di questi, questo Capitan Antonioni, andato via insieme a Giovannetti da giovane per trovare spazio altrove, e ora sono diventati dei punti fermi della formazione di Gigio Bresciani, che li ha voluti proprio lui, che li conosceva. Tanto proprio Gigio Bresciani anche lui fa ruotare i giocatori della sua rosa, un gruppo anche questo di qualità della formazione lombarda. Parte Elia Cinquini per il centro, prova a tirare ma davanti a lui trova Borgo. Antonioni, contropiede del Lodi, attenzione a non creare palo, forse parata di Gomez, sì, a non creare questi varchi. Ora è chiaro che il centro per ritornare a trovare il pareggio, intanto ritorna in pista Samuele Muglia, si scopre un po' e tende a subire questi pericoli della formazione lodigiana, che di quando avanza a questo ritmo
davvero forsennato con giocatori che partono in velocità. Ecco, Gilio Bresciani ha preparato la partita creando praticamente questo ritmo per mettere in difficoltà. Intanto va giù scivolando, cioè la condensa sul parquet del Pala Barsacchi, e quindi c'è intanto il time out del centro per riorganizzare un attimino le idee con Mirko De Gerone, il tecnico. Intanto c'è qualche accenno di protesta da parte dei giocatori del Lodi nei confronti di Davoli. Probabilmente intanto Chelsea di Novara chiede a Matteo Gargiulo, anzi no, va il suo assistente, addirittura il ragazzino, il bimbo con i pattini. Ma che bello, ma che bello. La nuova leva che del bello. Centro Giovani Calciatori si mette subito a disposizione anche per questi interventi. Intanto Daniele, con gli aggiornamenti o i finali? Non sono ancora finali, però Grosseto Berganze 7-3, Valdagno Follonica 5-3, Novara Forte 2-1. Non sono ancora finali. Accorciato. Intanto abbiamo visto il doveroso primo piano del bimbo che grande, con i pattini è andato proprio, ecco, a dare una mano al, diciamo, all'assistente proprio di palco del Pala Barsacchi, che è Matteo Gargiulo, che ora addirittura c'è anche l'aiutante. Che bello! No, bello coinvolgere i bimbi in questa cosa, no Roy? Sì, della leva, hai visto? Sì, della leva coi pattini. È arrivato presto, io ero qua e lui faceva proprio le prove. Faceva le prove? Ragazzi, ma che bello! Ecco, anche questo, diciamo, proprio il coinvolgimento anche e Matteo che controlla del settore giovanile. Tanto riprende il gioco a 15 minuti e 55 secondi dalla conclusione della gara. 2-1 per il Lodi, con il centro ora proteso a cercare il gol del pareggio. 5-4 i falli di squadra per il Lodi sul CDC. Lombardi vedete che è costretto a non tirare perché il Lodi si ripiega molto bene. Ora è Ambrosio, l'autore del gol del momentaneo pareggio bianconero, sull'assist vincente di Romeo Danna. Il tiro di Lombardi viene ribattuto ancora una volta in tribuna e viene subito raccolta la pallina data all'arbitro Andrea Davoli di Correggio, che la ridà ai giocatori. Lombardi si va da Rosi 15-15, adesso il centro preme per cercare di raggiungere il pareggio. Ha messo questa bella palla Muglia al centro, sporcata con un pattino, poi recuperata ancora da Ambrosio dietro la porta, l'alza e schiaccia, viene fermato in qualche modo, ma è ancora Ambrosio che recupera, tira, è bravissimo a 14,52 Leonardo Barozzi a dire di no al bomber bianconero. Tutto regolare, siamo dalla parte opposta. Rosi riparte il centro per Muglia, per Rosi al centro che non ci arriva, riparte Antonioni, si va da Borregan, scarica Pennadini al centro, la botta e il gol, la botta e il gol, la botta e il gol di Faccin, la botta e il gol di Borgo, anzi scusate, sì. Ancora Borgo, 14,29, grande gol, ancora Borgo, e questo è un grande gol anche è questo. una bella azione, eh? Sono ripartiti molto bene, rivediamo Nadini per Borgo e qua non può far niente Gomez. 3-1, è ancora lunga, forza centro, riparte Lombardi, finta il tiro, 25esima rete, sì, doppietta per il bomber del Lodi, Borgo, ex Forte, neo acquisto per il Lodi, Muglia, e questa volta tra Barozzi e il palo a 14,10. Ancora un po' di sfortuna Lombardi, la palla di mani di Ambrosio viene fermato da Antonioni. Poi Lombardi recupera la sfera, tutto regolare per Davoli. Ci arriva Nadini che fa ripartire in qualche modo, anzi no, Muglia il tiro, ancora la pallina rimane lì. Ma che sfortuna in questo caso per i bianconeri. Non abbiamo sfruttato fino in fondo l'errore del Lodi, in ripartenza hanno perso la pallina, poi Muglia si è involato
in qualche modo il Lodi si è salvato. 13-25, 3-1 per i lombardi. Antonioni arriva con la stecca molto bene Gomez, Ambrosio Lombardi, scarica lì per Rosi, si va ancora da Muglia, di qua da Lombardi, comunque il centro sta lottando, Lombardi la botta alta, poi la pallina esce di pista, c'è un altro time out, in questo caso viene richiesto dal CGC. Tanto Borgo, come diceva giustamente Roy, con questa doppietta sale a 25 reti in campionato, giocatore classe 2003 che arriva dal Forte dei Marmi. Poi i nuovi acquisti del Lodi, Borregan che è arrivato dal Valdagno e Leonardo Barozzi arrivato dal Follonica. In questo momento, come abbiamo già detto, il Valdagno sta vincendo. Andiamo a ricontrollare i risultati per sicurezza. Il Valdagno sta vincendo 5-3 ancora. Il Valdagno salirebbe a 48, quindi diventerebbe la terza forza del campionato. Centro quarto con 47, Lodi che si avvicina a 46, però il centro ha una partita in meno, quindi vincendola sarebbe ancora terzo in classifica. Questo si vedrà nella sfida infrasettimanale di recupero col Giovinazzo, però è ancora lunga, mancano ancora tanti minuti e il centro non molla. Borregan, Borgo, Antonioni, Borgo, si va da Nadini, fermato molto bene Lombardi, Muglia, Ambrosio, pressato da mezza squadra del Lodi, alla fine deve scaricare fuori, Gomez appoggia per Lombardi, riparte Luca Lombardi, controlla male, perde la sfera, recuperata da Borgo, autore di 2 reti stasera, sparacchia in avanti, ci arriva Rosi a recuperare questa sfera, avanza Liam Rosi, va giù Muglia, tutto regolare, Rosi dietro la porta di Barozzi, pressato da Antonioni, ancora Rosi a lottare contro Antonioni, alla fine c'è il fallo di Rosi, così ha deciso Eccelsi, è il quinto fallo di squadra dei bianconeri, come i falli di squadra della squadra di Bresciani. Borregan, Antonioni avanza a destra, fermato molto bene da Lombardi, riparte il centro, Muglia, la botta di Muglia di poco al lato a 11:36, peccato, riparte veloce però Borregan, poi ragiona, si ferma, recuperano molto bene la sfera dei bianconeri. Luca Lombardi, avanza lui, supera il centropista, ancora Luca Lombardi, scarica lì Samuele Muglia, centro sta spingendo forte adesso, Rosi, Lombardi, finta il tiro, poi va da Muglia nell'angolo, ancora Samuele, il tiro fermato da Borregan, riparte Nadini, ancora per Borregan, poi Rosi, bravo, sistema tutto e riparte lui, si va da Muglia, trova Ambrosio che però non riesce a concludere verso la porta, ma la pallina ancora bianconera con Muglia, fuori per Lombardi, massima pressione dei bianconeri adesso, dobbiamo cercare di tornare in partita. Rosi, sporcato il suo passaggio e può ripartire. Borgo, un'altra botta di Borgo, ancora una volta Gomez a dire di no, poi la pallina esce di pista. 10:17, 3-1 Lodi. Roy.
con il centro che chiaramente ora pressa gli avversari. Intanto rientra in pista Elia Cinquini, siamo a 10 minuti dalla conclusione di questa partita. Due sono le reti che dividono il Lodi dal centro giovani calciatori, 3-1 il parziale, e quindi è ovvio che per la squadra di Gigio Bresciani si è messa meglio la gara rispetto a quella dei bianconeri. Antonioni fermato, Torner, l'arbitro fischia, però giudicato falloso l'intervento del giocatore bianconero. Anzi no, aveva indirizzato la mano Davoli, sì, però sì, la ripresa è stata del Lodi. Però il fallo non c'è stato, eh? No, fallo non c'è stato, però aveva fermato Sì. il gioco. Borregan, davanti c'è Muglia, apre indietro, ora riguadagna Torner la pallina. Gol di Torner! Eccolo! Gol di Torner! Eccolo al 9:29 Torner che realizza il gol del 3-2. Il gol del 3-2 al 9:29 per riaprire la partita. Siamo sul 3-2. Insomma, torniamo sotto. Una pallina persa. 12° gol in stagione per Torner. Pallina persa dal Lodi e il Torner ne ha approfittato per battere subito verso la porta di Leonardo Barozzi, superato per la seconda volta dal centro, e c'è il gol. No, Ma guardate che una carambola e c'è il gol. no. Però forse c'è un fallo di pattino. Aspetta. Forse c'è un fallo di pattino. Sì. Forse c'è un fallo di pattino. E Chelsea non è d'accordo. Sta parlando con Davoli. Qui siamo al 9:15. Sta parlando con dice Davoli. a Davoli: sei sicuro o no? Ora non sapevo se c'è stato un fallo di C'era un pattino o pattino meno. forse. Per me c'era forse un fallo, una deviazione di pattino. Vediamo che Davoli che dice, danno il gol, dà il gol Davoli. Dà il gol Davoli. Era andato, E Chelsea gli ha chiesto: sei sicuro? Perché Chelsea aveva molti dubbi protesta per Muglia. questo pattino. Qui Poi dicono che il pattino per Davoli è di un giocatore del centro, non so se riusciamo a rivederlo, perché ho visto che Davoli gli ha detto che il pattino è di un giocatore del centro. Vediamo, c'è il pattino, pattino c'è. è pattino netto. Quindi- Bisogna capire di chi è. Secondo me è del Lodi. Ma è del Lodi. Appunto, È del la Lodi. deviazione era di pattino. Davoli ha di fatto Lodi. sbagliare e Chelsea. Ora c'è da capire il gol a chi è stato dato. Vabbè, comunque Roy, Davoli ha fatto sbagliare Sì. Alessandro e Chelsea. Perché Chelsea è andato lì e gli ha detto, No, il Chelsea era sicuro, c'aveva il dubbio. gli ha detto, Alessandro c'aveva il dubbio. gli ha detto se era sicuro o meno. Sì. Gliel'ha quindi- detto proprio. e Sei quindi- sicuro? eh, Perché aveva grossi dubbi Alessandro, il pattino è del giocatore del Lodi. ora c'è Che da, mette avanti il pattino prima che arrivi la sfera, poi riguarderemo, e poi c'è da, magari ci sbagliamo noi, ma secondo me no. c'è da capire anche a chi è stato dato il gol comunque del Lodi. Dopo va visto. No, ma se lui dà il pattino al giocatore del centro diventa quasi un'autorete, no? vabbè, Quindi guardiamo cosa dice la vediamo Lega. a referto, ecco Sì. cosa hanno indicato loro. Sì. Intanto qui siamo a 8 minuti e 20 secondi dalla conclusione Lo della danno gara. a Faccin. A che- Faccin danno Però il gol. vabbè, Faccin ha messo la pallina al centro, Sì, Roy. però c'era stata questa deviazione. Cioè, Faccin non ha segnato. No. La pallina non poteva mai entrare sul tiro di sulla Faccin l'ha messa al centro, C'era la pallina non comunque poteva entrare, c'era dai. un pattino, Sì, che ha messo, Giocatore del Lodi. che ha messo fuori causa. Da quello che abbiamo visto noi del giocatore del Lodi e Alessandro e Chelsea aveva capito. L'incolpevole Pablo Gomez ha subito questo quarto gol. Alessandro e Chelsea aveva capito tutto, Per come ora sempre. è un gol pesante questo, ora per Cinquini. il centro, perché la partita aveva rivisto il centro rientrare con il Sì, gol di questo Tornello, è e questo speriamo che venga ammortizzato bene dai ragazzi bianconeri, ma mancano 7 minuti e 26 secondi alla conclusione della partita. Diventa Intanto va difficile giù adesso. Elia Cinquini, prova il centro a tirare
cioè Cinquini perde anche la racchetta. Davoli dice che è tutto regolare anche in questa occasione, si Peccato. alza la pallina, qua con un pizzico di fortuna in più Ambrosio poteva metterla alle spalle di Leonardo Barozzi e non ci è riuscito. Ora colpisce il corpo del portiere Torner da fuori che ci riprova, però è ancora bravo Leonardo. Cinquini, ora Lombardi, è chiaro che ora fa pressione il Centro Giovani Calciatori, è un peccato che abbia subito questo quarto gol in modo così oscuro tra virgolette. Insomma è scuro, Perché poi insomma riguardiamo. no, Ma... noi abbiamo visto però insomma oscuro Cioè, per quanto infatti, riguarda sembra... noi, Insomma. abbiamo visto che la deviazione determinante, c'è intanto il time out Sì. per il centro, la deviazione determinante c'è stata. Ora vanno, è chiaro che Sai, ora diventa anche dalla panchina del Viareggio, vedete anche il direttore sportivo Nicola Palagi parla con Chelsea. Ma non è colpa di Chelsea. No, dice, vede anche Davoli è lì, come per dire, c'è anche Davoli quasi anche chiama in causa anche il suo collega Massimo Cardelli di Viareggio al tavolo dei cronometristi dell'ausiliario che dice anche lui magari forse ha visto come me. Parlano, ma no, Cardelli però no. vedete parla anche Alberto Fortuna, il meccanico del Centro Giovani Calciatori, tutta la panchina bianconera parla con Davoli, si arrabbia, ma però nel senso, qua si può sbagliare, ci mancherebbe. Sì, però le immagini qua dicono che la Davoli deviazione male, dai. del pattino è stata determinante. Niente contro Andrea Davoli. La deviazione è stata determinante per se no la palla non entra, il gol. La palla non entra. Anche Torner parla con Chelsea, però a questo punto c'è poco. Vabbè, Roy, Novara forte, finita 3-1 per il Novara. Risultato pesante questo, sì. Per il rosso-blu di Roberto Crudeli. Ora per il centro è durissima. Come è dura questo 4-2, sì. Però ecco questa mazzata del quarto gol. No, ma poi ripeto, è arrivato nel momento in cui Torner aveva riaperto niente la gara. Contro Davoli, ha visto male. Lombardi. Parte Lodi con Compagno. Ancora loro davanti con Compagno. Scusa Roy, ti ho interrotto, partito no. Così. Parti. Scusa. Vai. Giovannetti. Si va da Faccin, 6-10, 4-2, fuori per Compagno, fanno girare molto bene pallina adesso i giocatori del Lodi con il doppio vantaggio, viene assegnato il fallo ad Ambrosio da Davoli, sesto fallo di squadra del centro, sulla ripartenza aveva acquistato palla il centro. Però Davoli ha visto un fallo. Borregan, Compagno, trova Borregan, la pallina al centro, ripartono i bianconeri. Torner, c'è Ambrosio, non lo trova, ci arriva Compagno. Borregan per Giovannetti, fermato bene da Torner che lascia lì Ambrosio, peccato, viene fermato molto bene da Faccin. Riparte il Lodi. Giovannetti, 5-18, 4-2 Lodi, diventa complicata adesso. Giovannetti, poi subito il gol del centro dopo davvero 15 secondi è arrivata questa azione da rivedere più volte, molte volte, che ha condizionato la partita perché il centro era tornato sul 3-2, poi questa pallina messa al centro da Faccin è stata colpita con il pattino da un giocatore del Lodi, da quello che abbiamo visto da replay. Poi possiamo sbagliare. Giovannetti fermato molto bene da Gomez. Lombardi,
E lì è cambiato tutto, diventa davvero difficile. Torner, molto bravo, Barozzi, pallina rimane lì, Lombardi, va giù, fallo di squadra, sesto fallo di squadra del Lodi. Ambrosio per Lombardi, si va dalla parte opposta con Borregana in possesso di sfera, va da Giovannetti. Adesso dopo questo episodio bruttissimo diventa difficile per il centro, Torner 4-10 di poco alto, va giù Lombardi, fallo segnalato da Davoli, è il settimo, pallina per Cinquini verso Ambrosio, fermato da Borregan, riparte il Lodi, Faccin, peccato, Compagno, Borregan, Compagno, ci arriva Cinquini in qualche modo, stecca alta, quindi possesso bianconero, così ha deciso il Chelsea. 3-36, Cinquini, ora Davoli va a parlare con la panchina del centro, vediamo che fa, ammonisce Nicola Palagi. Qualcuno qua ha fatto un corro contro e Chelsea, ma dovrebbe essere il contrario, vabbè dai, è una battuta. Cinquini, Lombardi, la botta di Lombardi, attento Barozzi, molto bravo Leonardo, c'è un fischio di Davoli, non si capisce più, non so cosa ha deciso Davoli. Possesso bianconero comunque. Ambrosio, pronto a scaricare lì per Torner, dato Lombardi, poi riparte Compagno, Borregan fermato, riparte lì a Cinquini, forza ragazzi, si va da Torner, mette questa pallina al centro, ci arriva Lombardi, ancora Luca, tanto va giù Cinquini, tutto normale, Lombardi scarica lì per Torner, pallina colpisce Cinquini, ancora Cinquini per Torner, Enric da fuori, vola Leonardo Barozzi, grande portiere, Torner, Lombardi fuori per Torner, sta palla sporca toccata anche da Cinquini, attento comunque ancora Barozzi, là nell'angolo Faccin, ancora Faccin, va avanti ancora il Lodi, si salva il centro, riparte, mancano 2:10, partita ormai penso che sia finita, quell'episodio lì tanto la traversa di Faccini, ma quell'episodio lì ha cambiato tutto, mentre il centro stava tornando in partita con una grande pressione, aveva trovato il terzo gol, poi tanto viene abbracciato Ambrosio, tutto regolare, e lì è cambiata la partita, si è chiusa col 4-2, peccato perché il centro era in gran forma. Roy, manca 1:35, vai Roy. Torner cerca di mantenere vivo il gioco per il centro giovane, mette verso Lombardi che va a recuperare la pallina, ma di fronte a sé a Borregan, quindi ci prova da lontano e c'è il gol di Muglia
No, Lombardi viene Lombardi o assegnato. Muglia, riguardiamo. No, perché l'1. È 1, ok, è Ha Lombardi. dato a Lombardi 1,21. all'1,21. All'1,21 Lombardi. E questo quindi noi Siamo il gol al di prima 4-3. pesa ancora di più adesso. Eh sì, 4-3. Gol di Lombardi. Il gol di pattino del Lodi pesa ancora di più. Sì, questa rete di Lombardi che è sì. l'8ª stagionale per Pesa ancora di più. Luca. E ora è davvero un peccato perché il Centro Giovani Calciatori E l'aveva rimessa in piedi. aveva appunto meritatamente riaperto la gara. Però crediamoci, siamo a un minuto nell'hockey, tutto può ancora accadere. Però la pallina, vedete, è in È mano, chiaro, è in possesso a loro. possesso dei giallorossi. Il cronometro scorre già verso i secondi con il Lodi che ha recuperato la pallina, la mantiene il capitano Antonioni del Lodi, smista per Andrea Borgo. C'è Grande ancora Gomez. Gomez che tiene Ma vivo che miracolo. il gioco. Siamo a 37 secondi dalla conclusione della gara. Forza centro, crediamoci, con Samuele Muglia, esce Gomez. Certo, Cinque tutti su, giocatori tutti su. di movimento da parte Tutti del Centro su. Giovani Calciatori. È entrato Ma- anche Elia Cinquini, però perdono la pallina i bianconeri, la Recupera. recuperano in attacco. C'è il fallo e vediamo che Davoli questa volta dà il 9° fallo di squadra al Lodi e sono 19 secondi da giocare ancora e tutto può succedere nell'hockey. A 19 secondi dalla conclusione della partita, al Tutto Lodi fermo, tutto 4, fermo. Centro Giovani Calciatori 3. Vediamo che i giocatori del Lodi, Checco Compagno parla con Davoli, l'arbitro che ha segnato questo quarto gol al Lodi con il fallo di pattino. Il gioco è ripreso con Elia Cinquini, ex di turno, tira in qualche modo, la difesa del Lodi neutralizza, torna in possesso della pallina il Centro Giovani Calciatori con Tornera. C'è il fallo È il decimo, e c'è il decimo, è il decimo. fallo, decimo fallo per il Centro Giovani Calciatori che ora ha la possibilità di andare a tirare questo tiro diretto e riaprire. Io l'ho detto, crediamoci, perché nell'hockey tutto può accadere e ora abbiamo il tiro diretto con Federico Ambrosio lì pronto, perché può riportare il Centro Giovani Calciatori in parità. Viviamoli questi 5 secondi che restano da giocare. Ambrosio contro Barozzi. Forza Federico, vai Federico, vai Ambrosio! Gol del centro! Gol del centro! Federico! E l'ho detto! Crediamoci! L'ho detto! Crediamoci! Eccolo! Grandi bianconeri! Eccolo! L'ho detto, crediamoci! L'ho detto, Qualcuno vede dall'alto! L'ho detto, crediamoci! L'ho detto, crediamoci! Bravo noi! L'ho detto, crediamoci! 4-4! Il Grandi risultato bianconeri! finale. Grande centro! Grande centro! Grande centro! Ole ole ole! Si sale a 48 e loro Ole, ole, ole. a 44 rimangono Che a ripresa, 4 punti. che recupero da parte del Centro Giovani Calciatori. L'ho detto, nell'hockey Ma che meraviglia. tutto può accadere, tutto Grande può centro. accadere ed è accaduto quello che io speravo, il miracolo, la partita che è stata riaperta alla grande. Grandi con ragazzi. merito questo 4-4 meritato Dopo quel da gol del parte del Centro 4-2 Giovani era- Calciatori, perché il 4-2 Salta Luca era Lombardi, stato salta Luca realizzato- Lombardi. era stato realizzato con il pattino e questo è un grande, tutto il pala Barzacchi che salta, tutto il pala Barzacchi che gode, perché questo è un 4-4 alla grande che il Centro Giovani Calciatori ha recuperato Grandi ragazzi. con merito, con cuore, e il Ma non era cecchino facile, Federico Ambrosio lì
ha fatto secco il grande Leonardo Barozzi, che nulla ha potuto che raccogliere la pallina in fondo al suo sacco e portarla avanti con questo grande gol da parte del Centro Giovani Calciatori. Il cuore del centro, grande centro, ha recuperato una partita sontuosa la squadra di Mirko De Gerone. Grande partita, grande carattere, ma io l'ho detto, a 5 secondi dalla fine della partita, crediamoci, e il Centro Giovani Calciatori ci ha creduto come ci credevo io. D'altra parte abbiamo gli anni e l'esperienza delle partite che abbiamo vissuto in Italia e all'estero al seguito del Centro Giovani Calciatori, e tutto ci fa capire che questo è un grande sport, uno sport che ti fa vivere emozioni che non vivi mai se non le provi in prima persona, oppure se non le provi attraverso il nostro racconto che noi facciamo sempre con enfasi, che noi facciamo godendo, perché questo è lo sport, questo è l'hockey su pista, questo è il Centro Giovani Calciatori che non molla mai, ci crede fino alla fine, e lo ha dimostrato anche stasera con una grande prova di carattere, una grande prova di grande temperamento, meritato l'applauso dei propri supporters, 100 arrivati da Lodi per la squadra giallorossa di Gigio Bresciani, ma il Centro Giovani Calciatori si è meritato questo pareggio, perché non avrebbe meritato di perdere questa partita. Ricordiamo che il Valdagno ha vinto, ma col pareggio noi siamo davanti per gli scontri diretti, quindi rimaniamo sempre terzi. Ora mercoledì, una partita in meno, e ora mercoledì ricordo questa trasferta lunga sulla pista ostica di Giovinazzo per recuperare questa partita, e poi sabato sera ancora qui a vivere le grandi emozioni al Pala Barsacchi, dove arriverà il Monza, che nell'anticipo di ieri sera ha battuto il Giovinazzo 3-2 al photo finish. Vediamo veloci anche gli altri risultati. E ora il pubblico viareggino osannerà come meritano questi giocatori. Roy al volo, vai. Grosseto Breganze 13-6, Valdagno Follonica 8-4. E ora c'è la festa per loro della torsida bianconera, per questa squadra che ci ha creduto fino in fondo, ed è meritato questo 4-4 qui al Pala Barsacchi, arrivato a 4 secondi dalla conclusione della gara, con questo 10° fallo. Il tiro diretto che Federico Ambrosio, doppietta d'Ambrosio, giusto? Con 2 gol, lui che sale a 27 reti. Quando qualcuno diceva all'inizio Ambrosio non segna, io dicevo aspetta che lui i gol li fa, e li ha fatti, sono 27 e non è ancora finito nulla, perché di qui a quando tireremo giù la serata, e che festa, il nostro operatore li sta inquadrando e sta facendo addirittura il filmatino anche col telefonino. C'è il ricordo da parte di tutti i supporters bianconeri che immortalano questa serata davvero memorabile, di grande hockey, di grande apoteosi bianconera. Eccolo lì, è stato ammonito da Davoli, ma è valsa la pena prendere quell'ammonizione, perché il quarto gol del Lodi era un fallo di pattino netto, e quindi un gol che non era da convalidare. Ma Alessandro Celsi, il grande arbitro internazionale, ci aveva visto bene. Lui l'aveva vista. Gli ha detto a Davoli: sei sicuro che è gol? E Davoli ha detto sì, ma ha sbagliato, perché il nostro replay ci ha indicato che il fallo era di pattino e quindi il gol non era da convalidare. Noi chiudiamo questa grande serata di hockey che abbiamo vissuto e che vi abbiamo fatto vivere
a voi che a casa comodamente ve la siete goduta attraverso i nostri schermi. Ringraziamo la grande regia che come sempre ci accompagna per tutte queste gare, anche l'ospite speciale, ci immortala. Facciamo vedere anche Miriana, la Miriana che fa parte del team speciale. Ricordo oltre il 4-4 finale qui lunedì, anche la finalissima della 76esima edizione della Viareggio Cup Fiorentina Rieca, ore 15, stadio De Pini Torquato Bresciani di con Viareggio, la Miriana protagonista, organizzazione GGC Viareggio. Grazie a tutti, da Daniele, da Roy, da Miriana, dal team, da tutti, grande della cortese attenzione. Buonanotte.